Da tempo nella Municipalità di Venezia si lavora ad un progetto di inclusione lavorativa. Non è facile formare persone svantaggiate e renderle professionalmente preziose per qualsiasi realtà nelle quali vengono inserite. Le difficoltà sono molte, ma i buoni risultati fortunatamente non mancano. Un esempio fra tutti è testimoniato dalla cooperativa sociale Sara, che a Mestre è riuscita a collocare nel mondo del lavoro ben 62 soci. All'interno dei quali il 35% è personale in situazione di svantaggio o fragilità. Persone svantaggiate, fragili, appartenenti a categorie protette sono state inserite nelle attività sanitarie dell'ASL Tre Serenissima e nella nuova piscina di Marghera. Per noi un fiore all'occhiello è uno dei nostri punti di partenza da esportare poi per eventuali altre gestioni, perché oltre alla gestione vera e propria parliamo anche di inclusione di personale svantaggiato, che è il core business del progetto stesso, che è piaciuto al Comune di Venezia. Appartenenti a categorie protette sono stati inseriti anche presso il Parco della Bissuola e anche per seguire il bar all'interno del parco. Abbiamo accettato questa sfida del Parco del Bissuola per riqualificare l'ambiente e un po' anche la situazione del parco. Siamo riusciti a creare un ambiente sano a disposizione di famiglie, di anziani, di scolareschi. I disabili troppo spesso non sono valorizzati attraverso incarichi e mansioni adeguate, vengono in questo modo formati e infine trattati come risorse preziose. Inseriti nella società non vengono più considerati un peso e riescono inoltre ad ottenere un'indipendenza economica. Grazie a questo lavoro ho potuto anche acquistare una casa e creare la mia indipendenza come persona, ecco.